Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con una novità. Vi presentiamo un nuovo protagonista dell'economia regionale, Francesco Ciro Di Bernardo, nuovo direttore regionale dell'INPS. Economia perché l'INPS, chi produce il maggior reddito in Sardegna, oltre 500.000, vive con un vostro assegno. Sì. Ed è un particolare che lei conosce bene perché ormai è di dominio pubblico, buona parte dell'Italia vive con l'assegno che va sotto qualsiasi profilo ma anche come reddito di cittadinanza. Che cosa ci racconta di questa sua esperienza con l'INPS? In generale, quindi, della mia esperienza con l'INPS è esperienza con le persone, esperienza sul territorio, esperienza con le varie classi sociali che costituiscono, diciamo così, la società italiana. L'istituto è molto variegato. Io personalmente ho sempre lavorato sul territorio, quindi vengo da quasi 18 anni di direzione di sede. Per una scelta personale, logicamente all'interno dell'INPS, con delle realtà pubbliche più grandi d'Italia, le attività per un dirigente possono essere variegate, però io ho fatto sta scelta, mi piace il territorio, mi piace il contatto con il personale, il contatto con le persone, con gli utenti. Questo percorso che la porta verso l'isola, come l'ha accolto? Benissimo, benissimo, frequento la Sardegna da anni e quindi è una realtà particolare. Come frequenta la Sardegna da anni? Come turista? E qual è la sua zona preferita della Sardegna? Nord della Sardegna, ma la conosco tutta, ho girato tutta, però piace molto il nord. Ecco, mi sembra che lei sia di origini meridionali. Sono campano, sì. Come mai ha scelto il mare della Sardegna e il turismo della Sardegna? Questa è una curiosità. Ma la Sardegna è ancora qualcosa. Io vengo da luoghi di mare, quindi abito vicino alla costiera amalfitana, quindi ci sono cresciuto, no, con il mare. Ma la Sardegna, la prima volta in cui sono venuto, c'è un fascino particolare, al di là della bellezza del mare, che poi che è meraviglioso, però c'è ancora attaccamento alle tradizioni, c'è il fatto che sia di grandi dimensioni, la popolazione è molto polverizzata sul territorio, ma seppur polverizzata ha mantenuto, diciamo così, l'attaccamento, è molto caratterizzato, zona per zona, paese per paese, i propri usanze, certo. Amo molto la Barbacia. Dottor Di Bernardo, lei sa che di Sardegna si parla come una regione con una grande superficie, con pochi abitanti, con molti punti di riferimento dell'INPS. E da anni si parla che questi punti di riferimento debbano essere diminuiti. Qual è la sensazione? Allora, è evidente che se come amministrazione voglio mantenere un contatto diretto con il cittadino, parliamo in un'ottica più ampia, certo oggi c'è la digitalizzazione, c'è la possibilità di poter fare tutto indipendente, lavorare una pratica, fornire un servizio anche in modo delocalizzato rispetto al luogo in cui si trova il cittadino.
È evidente che però per determinate fasce di cittadinanza l'interfaccia, diciamo così, diretta rimane ancora importante. La Sardegna è molto grande, molto polverizzata, è evidente che un presidio sul territorio lo devi tenere e quindi tante agenzie va un attimo rivalutato, diciamo così, in un'analisi costi-benefici dove si può fornire un certo tipo di servizi e come rispetto, diciamo così, alla totalità della regione. Cioè, voglio dire, se devo essere presente in un posto, devo essere in condizione un istituto di dare un servizio completo, tempestivo, efficace e efficiente. Se non sono in grado di farlo, probabilmente devo trovare altre soluzioni per poter fornire i servizi alla cittadinanza. L'INPS in questi anni com'è cambiata? Totalmente cambiata, anche l'esperienza del Covid ci ha cambiati come istituto. Siamo passati Come è avvenuto questo cambiamento? Allora, le faccio un esempio. Alla vigilia del Covid, nella sede che dirigevo, una sede romana, perché da molti anni dico grandi filiali romane, la media di utenti era tipo di 800 al giorno, 800 persone al giorno agli sportelli. Covid, digitalizzazione, l'acquisizione dell'abitudine da parte sia del personale ma anche dei cittadini a utilizzare altre forme di comunicazione, che siano le normali mail o PEC, ma in generale i servizi, no? Digitali e così via. Con la fine del Covid, comunque auguriamoci, sta finendo, ho lasciato la mia sede con una media di utenti giornalieri di 20, 30. Eppure il bacino è sempre quello. Parte di dover sostenere un intero paese che è difficile. E abbiamo sostenuto l'intero paese. Soprattutto il mondo delle imprese che tramite l'INPS ha goduto di un sostegno economico. Guardi, al di là proprio dei poi sostegni economici, che quelli sono definiti dal governo, quindi no, noi abbiamo eseguito quelle che erano delle linee. Le dico che come braccio operativo abbiamo fatto miracoli. Durante il Covid, colleghi, dico, i miei collaboratori lavoravano pure di sabato e domenica per poter lavorare le prestazioni per le aziende, soprattutto, cassa integrazione essenzialmente. Il personale dell'INPS fino a che punto si è adeguato e si è aggiornato in questa situazione? È stato un processo quasi in automatico, perché poi quando sei in una situazione di necessità ti devi indaffarare o attrezzarti un po' alla volta. Ricordo siamo partiti utilizzando i nostri portatili personali e nell'arco di qualche mese eravamo tutti forniti di portatili, quindi pure dei supporti, no, tecnologici per poter fornire i servizi in questo modo differente. Quindi anche, non solo l'utente, anche il personale dell'istituto si è adeguato alle necessità. L'essere umano è meraviglioso per questo, perché si adegua all'evoluzione dell'ambiente o alle difficoltà e trova la soluzione. Dopo tanti anni di esperienza al vertice dell'istituto, che cosa si aspetta da questa novità della Sardegna? Mi aspetto, le ho detto, ho sempre preferito e ho sempre lavorato sul territorio. Questo è un territorio, ripeto, vasto, variegato, sarà un'esperienza affascinante e impegnativa, credo, anche impegnativa, però sono molto, diciamo così, motivato a cercare di migliorare i servizi per la Sardegna, per i sardi, in generale per i cittadini, per tutte le fasce sociali, soprattutto quelle più deboli. Auguri, dottor Di Bernardo. La ringrazio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Siamo nella sede regionale di Confartigianato Imprese Sardegna con il segretario Daniele Serra per fare il punto della situazione all'inizio di questo 2023 che Serra tutti anticipano come un anno difficilissimo. Beh, di sicuro lo sarà, anche perché quelli 2 o 3 precedenti sono stati certamente molto impattanti sulla nostra economia. Noi rappresentiamo evidentemente le piccole e medie imprese artigiane, quindi quella gestione familiare o comunque sia con un numero minimo di dipendenti, e sono quelle su cui si è abbattuta in maniera più importante questa difficoltà, questa crisi. Stavamo uscendo dal Covid, sembravamo in qualche modo in una via di risalita la china, in realtà poi ci è arrivata sulla testa la tegola del caro energia che tuttora stiamo vivendo, che parte da lontano in realtà, perché molti la associano alla guerra in Ucraina, in realtà non è così. Anche i mesi precedenti alla guerra in Ucraina i segnali c'erano tutti, poi ovviamente il conflitto non ha fatto altro che inasprire queste difficoltà. Quindi arriviamo da 2 anni e mezzo molto complicati e ahimè i segnali per un miglioramento netto, per un ritorno alla normalità, anche se ormai la crisi sembra ormai pandemica pure quella, no? Costante, non si vedono ancora. Nonostante questo, evidentemente, essendo l'artigiano una persona che in qualche modo è proattiva e anche resiliente, un termine che si usa spesso, la buona volontà e l'auspicio che si possa comunque continuare a lavorare con serenità ce l'abbiamo, anche se occorre evidentemente un sostegno forte da parte delle istituzioni, questo sì. Però, dando uno sguardo al passato, al 2022, questo effetto di cui ha parlato Serra di resilienza è stato dimostrato dalle imprese, perché abbiamo avuto un 3,8% di crescita dell'occupazione ed il vostro settore è stato interessato sotto questo profilo per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, dove si è registrato il numero più alto, più 14%.
tutto merito del super bonus 110%? Allora, l'artigiano in genere è di suo resiliente, dicevo prima, quindi riesce ad investire e a crescere anche quando ci sono forti difficoltà. Quindi questo è un discorso che si può fare trasversalmente. Naturalmente su alcuni settori, e quello dell'esempio delle costruzioni è uno di quelli più brillanti da questo punto di vista, gli incentivi hanno dato una mano importante perché hanno rinnescato una filiera, perché non è solo il muratore o l'impiantista, si muove tutto un settore parallelo e come dire, a corollario dell'edilizia pura, mettiamola così, quindi sicuramente ha dato una mano molto importante. E questo, mi scusi, ha provocato anche un effetto emersione dal nero, perché dovendo giustificare i pagamenti del 110 era necessario fatturare tutto. Sì, luci ed ombre su questo aspetto, nel senso luci certo, evidentemente per poter come dire, partecipare e intercettare questi finanziamenti, questi incentivi doveva essere ovviamente un'impresa dichiarata, quindi questo da questo punto di vista ha insomma, ha vivacizzato nuovamente le iscrizioni alla Camera di Commercio e quindi l'attività in regola. C'è anche da dire che si è scatenata, tra virgolette, anche una concorrenza per le imprese storiche, per quelle che hanno tenuto botta anche quando gli incentivi non c'erano, da parte di alcuni che si sono, non dico inventati, però si sono reinventati, impiantisti, elettricisti, idraulici, muratori, manovali, carpentieri e quant'altro. E questo ha creato, devo dire la verità, un effetto spiazzamento importante, anche in termini di qualità poi del prodotto finito e del servizio reso. Quindi, ripeto, luci ed ombre da questo punto di vista. 2022 nel quale la Regione ha investito molto sul mondo dell'impresa e della piccola impresa. Per quel che riguarda l'artigianato c'è la sensazione che abbia avuto delle attenzioni importanti. Sì, è così, non possiamo negarlo, va detto, per correttezza e per onestà intellettuale, nel senso che noi nel 2019 già abbiamo fortemente voluto e richiesto il rifinanziamento importante della legge artigiana, la 949, per capirci, con un innalzamento al 40% del contributo a fondo per tutto. Questo evidentemente è stato un incentivo importante ed è stato accolto, nel senso che le nostre imprese hanno partecipato in massa, hanno rinnovato gli impianti, rinnovato i locali, rinnovato il parco mezzi, e questo, ripeto, ha innescato anche un'economia di ritorno, perché un euro investito, faccio per dire, un impianto di produzione di pane, piuttosto che di pasta, piuttosto che nel benessere come dire, delle persone, quindi parrucchieri e estetisti, ha poi creato un indotto che ha moltiplicato per 3 quell'euro investito. Quindi da questo punto di vista è stato molto molto importante, tant'è che noi stiamo chiedendo costantemente, anche quest'anno l'abbiamo fatto, non solo un rifinanziamento della misura, perché paga in termini di investimenti ed economia reale della Sardegna, ma la stiamo chiedendo strutturale, quindi che diventi l'unico, perché è ben fatta quella norma, ricomprende molte tipologie di investimenti fattibili e di spese ammissibili, che diventi il punto di riferimento in termini di incentivi per esempio alle artigiane e venga finanziato in maniera strutturale. Perché? Perché così l'artigiano, sapendo che un incentivo esiste, c'è anche nei prossimi 3-4 anni, può farsi un piano di investimenti nel tempo e quindi oggi interviene sui locali, domani interviene sugli impianti, dopodomani interviene sull'illuminazione, riesce a completare un quadro di investimenti che migliorano effettivamente la sua realtà produttiva e gli consentono di stare sul mercato, di creare ricchezza, occupazione e anche di versare le tasse allo Stato, perché poi non dimentichiamoci che le imprese regolari sono quelle che mantengono in piedi l'economia complessiva, l'economia generale, insomma. Regione, artigiani e formazione. Anche su questo la nostra come dire, associazione di categoria punta molto sulla formazione, anche perché ce n'è un estremo bisogno. C'è una carenza di figure professionali formate, lo stiamo vivendo su tutti i settori, edilizia abbiamo parlato prima, ma questo vale, ripeto, anche sul benessere della persona, vale sulla pianificazione, vale sulla autoriparazione. C'è una fame di figure professionali formate che possono fare anche formazione in azienda, anzi devono fare formazione in azienda, però anche per questo ci vogliono in qualche modo gli strumenti che consentono all'imprenditore di assumere questa persona con gli sgravi, di accompagnarli in un percorso e poi badate che difficilmente l'artigiano forma un apprendista e lo molla dopo 2 anni, dopo 3 anni. Se quella persona è brava, se quella persona è valida, lo capitalizza, lo tiene in azienda e gli offre quindi una prospettiva di lavoro anche per gli anni a venire, insomma. Concludiamo parlando di accesso al credito del mondo della piccola impresa e degli artigiani. Questa è un'altra nota dolente, nel senso che la piccola impresa generalmente bisogna anche di piccole cifre, non si parla di cifre stratosferiche, però oggettivamente l'accesso al credito è divenuto sempre più complicato, per non parlare poi, i dati sono di queste settimane, le settimane scorse, dell'aumento dei tassi sui mutui, che ovviamente sarà come dire, l'ennesima tegola in testa per chi voglia anche solo pensare di chiedere anche qualche decina di migliaia di euro alla banca. E questo è un altro elemento su cui occorre ragionare seriamente anche con la politica regionale, perché ripeto, se chi chiede i soldi è perché non ce li ha.
altrimenti userebbe i suoi. E quindi occorre in qualche modo aprire un po' le maglie, o comunque sia mettere gli artigiani nelle condizioni di poter avere un accesso al credito che sia più veloce, più snello, più immediato, ripeto, con cifre che sono anche molto limitate, quindi senza esposizioni grosse da parte delle banche, insomma. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. dedicata ai temi della transizione ecologica e digitale, elementi portanti del PNRR. L'evento Career, incontrando il tuo futuro, in fiera per l'organizzazione dell'Università di Cagliari in collaborazione con l'Assessorato regionale del lavoro e l'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di una futura occupazione. Da una parte laureati e laureate, studenti e studentesse, e dall'altra le imprese del territorio, impegnate nella ricerca di giovani preparati e idonei per garantire un apporto innovativo alle esigenze aziendali di oggi e domani. Impario, tirocini, mentoring, con referenti aziendali e altre opportunità di esperienza e lavoro nelle attività delle imprese proponenti. 2 giorni di incontri che stanno significando una sorta di check-up molto importante che guarda anche il futuro. Qual è il vero significato del Career Day 2023? Il significato è quello di far incontrare la domanda e l'offerta di formazione. Noi siamo in grado di formare giovani con grandissime capacità, fra l'altro molto richiesti adesso con tutte le sfide che il PNRR ci porta davanti.
però spesso questi ragazzi non riescono a incontrare le giuste aziende. E questo è lo scopo del Career Day che stiamo conducendo in questi giorni, è proprio questo, metterli in contatto. Una sinergia preziosa che si è creata anche grazie all'ASPAL, all'Agenzia per le Politiche sul Lavoro e all'assessorato regionale al lavoro. Questo tipo di intese, queste sinergie sono un po' uno dei canali portanti dell'Università di Cagliari. Come possono ancora svilupparsi e che segnali si possono prendere da questi 2 giorni? Siamo tutti impegnati in una sfida epocale, che è quella di mettere proprio in comunicazione il mondo del lavoro, che richiede competenze altissime per le sfide della transizione digitale ed ecologica, col mondo della formazione. Quindi questo è solo il primo di un evento molto lungo, di una serie di eventi che saranno condotti insieme con ASPAL, insieme con l'assessorato al lavoro, proprio per garantire questo. Adesso stiamo focalizzandoci sui ragazzi formati dall'università, ma questo è solo un tassello, un pezzo, perché poi servono anche incontri finalizzati a favorire il mondo del lavoro, anche per chi non viene dall'università ma deve formarsi, aumentare le sue competenze, ricostruirle, quindi tutta una serie di iniziative e di eventi che ci vedrà lavorare insieme come istituzioni, tutte coinvolte su questo tema che è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Lei prima accennava al PNRR, sì, è una sfida epocale. La Sardegna è pronta a partire dalle istituzioni, dall'accademia, dalle amministrazioni locali, perché è chiaro che poi andrà spalmato questo PNR in quello che è il tessuto produttivo, in quello che è il territorio, in quelli che sono i cittadini. Noi siamo pronti come istituzioni, siamo pronti, siamo a disposizione del territorio, al servizio. Quello che stiamo registrando è che in questo momento il tessuto lavorativo non è ancora adeguato alle sfide che il PNRR ci sta portando davanti, quindi abbiamo proprio degli anni per formare queste competenze che sono essenziali e su questo ci stiamo muovendo. Avvertiamo l'assenza di competenze specifiche in moltissimi settori all'interno della macchina amministrativa, della macchina produttiva, anche nel campo delle professioni, c'è necessità di svecchiare competenze e ringiovanirle e bisogna lavorare insieme come istituzioni proprio per fare in modo che questa sia una grande opportunità di crescita per un tessuto vivace come quello della Sardegna. Un messaggio spot ai genitori delle 26.000 non matricole in corso e comunque all'interno dell'università, qual è? Ma io ne darei 2 di messaggi. Uno è che l'Ateneo di Cagliari e il tessuto culturale della Sardegna è assolutamente adeguato ed equivalente a tutto quello che si trova sul territorio nazionale, anzi abbiamo delle eccellenze come abbiamo recentemente dimostrato. E il secondo messaggio è che studiare e avere cultura serve ed è necessario per far crescere il territorio. Assessore, perché lei continua a mantenere il sostantivo maschile, Adallai. È neutro, assessore, come presidente. Donna dell'amministrazione, donna che ha avuto senso dell'istituzione in tante esperienze. Come sta affrontando questo in un momento particolare di incontro con l'amministrazione universitaria? Qual è il tipo di prospettiva che lei si è data? Allora, con grande entusiasmo, io non dimentico che ho lavorato 17 anni all'università, prima di lavorare poi al comune e alla regione, e per adesso questa esperienza mi sta davvero dimostrando che l'università è uno dei nostri poli, ma non solo della formazione e della ricerca, poli di ricerca di lavoro, e noi questo possiamo condividerlo e condividerlo ad alto livello, perché l'alta formazione, tutti i progetti che stiamo mettendo in campo con i fondi europei e con i fondi regionali sono davvero progetti che faranno dei nostri ragazzi il nostro futuro, quelli che saranno le classi dirigenti della Sardegna, quelli che daranno lavoro a tanti altri sardi nelle materie dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, come stiamo facendo in questi giorni col Career Day. Cittadini più forti, cittadini più solidi e quindi una democrazia più forte. Adesso arriva il PNRR, lei prima lo citava nel corso di questa passeggiata all'interno degli stand della fiera. Ecco, a una famiglia lei cosa può dire? Che tipo di auspicio e di incoraggiamento può dare? Allora, di incoraggiamento allora, innanzitutto bisogna la cultura. La cultura è la cosa migliore, formatevi ragazzi, formatevi tutti, formatevi perché noi faremo poi incontrare l'offerta di lavoro con la vostra domanda, con la vostra formazione, con il vostro coraggio e il vostro entusiasmo. I giovani sardi devono restare in Sardegna, magari dopo un impegno fatto all'estero o comunque in Italia per imparare,
e noi su questo abbiamo i finanziamenti, dopo il grande impegno che l'università ci mette per formarli, ma state in Sardegna perché la Sardegna ha bisogno di voi e le famiglie sappiano che il lavoro ci sarà, ma perché c'è più difficoltà tra incontro e tra domanda e offerta, che io cercherò quest'anno davvero di colmare, un gap che cercherò di colmare, perché il lavoro c'è e c'è il lavoro di alta formazione, ecco perché l'università è così importante, dovete avere fiducia perché l'incontro anche con l'assessorato al lavoro quest'anno penso produrrà degli effetti molto positivi. Una cosa al referente organizzativo del progetto Career Day 2023, quindi l'università che si è dovuta attrezzare per allestire questo incontro, no? Questa sorta di svincolo che però sia un'unione, porti le esigenze delle aziende, del tessuto imprenditoriale con ciò che viene formato all'Università di Cagliari. Quante sono le aziende, le imprese in gioco e quanti studenti in questo Career Day? Allora, le aziende sono 84 complessivamente, sono aziende che provengono dall'ambito locale, dall'ambito regionale, ma anche dall'ambito nazionale e internazionale. Questo Career Day è stato pensato per dare opportunità a tutti i laureati del nostro Ateneo, di tutti i corsi di studio, non solo però, oltre agli incontri e quindi ai colloqui di selezione con le aziende, proporremo tanti workshop e seminari dedicati alle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, alle modalità di ricerca di lavoro, alle nuove professioni, alle nuove competenze e abbiamo scelto di fare un focus, cioè di approfondire nelle 2 giornate 2 temi molto attuali, quello della transizione ecologica, quindi parleremo dei green jobs, e della transizione digitale e quindi parleremo delle competenze chiave per inserirsi nel mondo del lavoro anche dal punto di vista delle competenze digitali. Sono 2 temi chiave perché anche il PNRR coinvolge tanti dipartimenti dell'Ateneo. Qual è la scommessa in questo senso? La scommessa è quella di orientare i ragazzi fin quando sono ancora coinvolti nel percorso universitario, nonché quando sono appunto appena usciti, appena hanno terminato questo percorso, perché conoscano, abbiano un quadro aggiornato di quelle che sono anche le nuove professioni, perché il mondo del lavoro è in continuo divenire, e quindi possano avere tutti gli strumenti per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro, nel contesto regionale oppure anche in quello nazionale e internazionale. Le politiche del lavoro in Sardegna passano per l'ASPAL, quindi un ruolo impegnativo, probabilmente complicato, in congiunture che sono sempre molto faticose. Cosa significa queste 2 giornate, il Career Day 2023 che si sviluppa in un incontro voluto e costruito tra studenti, quindi tra chi si sta formando e si è anche già formato, e il tessuto imprenditoriale? È un'iniziativa importantissima a conclusione di un percorso di studi. Abbiamo tantissimi giovani che hanno investito nella loro alta formazione e attraverso i Career Day riusciamo a far incontrare questi giovani laureati con le imprese che cercano lavoratori altamente qualificati. Quindi un momento fondamentale, quello del placement, in cui sia l'università attraverso i suoi uffici è impegnata, ma con l'ASPAL ha iniziato a collaborare per unire le forze e unire quindi quei servizi di placement che anche l'Agenzia Sarda per il Lavoro svolge come compito istituzionale e lo sta facendo soprattutto in questi ultimi anni con grande forza, con delle attività di comunicazione e informazione e di investimento anche sui corsi di alta formazione proprio rivolti ai giovani sardi. Ecco, lei diceva alta formazione e altamente specializzati, qualificati. Ecco, a quali settori, andiamo anche a Spanni, si riferisce? Cioè la Sardegna che produce, di quali figure ha bisogno? La Sardegna che produce ha bisogno di innovare, ha bisogno di svilupparsi e le nuove frontiere sono quelle della trasformazione delle aziende in aziende sostenibili economicamente, quindi stiamo parlando di una trasformazione al digitale e di una trasformazione green per poter restare sul mercato, per poter avere uno sviluppo aziendale importante e per poter promuovere in tal senso anche lo sviluppo economico di tutta la regione. Uno spot, quale sarebbe l'incoraggiamento per le famiglie che iscrivono i loro figli, le loro figlie all'Università di Cagliari e all'Università di Sassari?
L'incoraggiamento è che l'alta formazione ripaga, l'investimento in se stessi è sempre un valore aggiunto e le famiglie devono avere consapevolezza del fatto che non sono sole, che i ragazzi non sono soli, che l'università li supporta nell'accompagnamento al lavoro, nella ricerca di un lavoro che risponda alle proprie attitudini, al proprio investimento, ma oltre all'università c'è anche un'agenzia. La Regione Sardegna, attraverso la sua agenzia Sarda per le politiche del lavoro, investe sui giovani. Bisogna far conoscere che ci siamo e che attraverso delle persone altamente specializzate accompagniamo i ragazzi verso quelle situazioni occupazionali altamente qualificate. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E continuiamo il nostro viaggio nel mondo dell'economia, della finanza e in questo caso nel mondo assicurativo. Siamo nella sede di un'azienda che corre verso i 60 anni di attività con Giovanni Soffietti, Soffietti Assicurazioni, e parliamo di questo momento soprattutto per avere consigli su come comportarci in questo momento in cui corre l'inflazione. È un momento importante sicuramente di un grande cambiamento, del cambiamento del paradigma economico sulla gestione, diciamo, mondiale delle materie prime, che per noi consumatori il risultato è nell'inflazione che sta facendo vedere aumentare i tassi di interesse. Ecco, ma qual è la causa di questa corsa verso l'aumento del denaro? La causa, diciamo, principale è che i paesi emergenti hanno le loro classi medie in forte espansione, un loro aumento dei consumi comporta
una ridotta disponibilità di materie prime per le produzioni di noi paesi, diciamo, dell'area atlantica. Conseguenza è l'aumento dei prezzi che, diciamo, secondo me nel medio periodo manterrà questo trend immutato di aumento. Quali consigli si possono dare? Allora, i consigli sono sicuramente rivolgersi a dei professionisti riconosciuti che rappresentano aziende importanti, leader di mercato, che comunque da tanti anni fanno il mestiere dei consulenti finanziari e possono orientare la clientela sia nella gestione del risparmio che degli investimenti. Sicuramente le decisioni avventate e prese senza opportune riflessioni sono sconsigliabili. Io sconsiglio assolutamente di affidarsi a consulenti che promettono facili guadagni. I facili guadagni non esistono, esistono sicuramente delle decisioni ponderate da prendere con persone che lasciano riflettere i propri clienti. Nella chiacchierata che ha preceduto questa intervista mi stava raccontando di un caso che riguarda un'impresa che ha deciso di risparmiare sull'energia e poi si è ritrovata nei guai. Assolutamente sì, questo adesso passiamo dall'area delle imprese, dei cari amici imprenditori. Nel momento in cui il costo dell'energia è schizzato alle stelle, nell'ordine di aumenti che sono andati ben oltre il 150%, hanno fatto dei contratti sul medio-lungo periodo, diciamo a 3 anni, con un prezzo dell'energia fisso che nel momento di grandi difficoltà li vedeva avvantaggiati. Adesso il costo dell'energia è sceso nuovamente al di sotto di questo prezzo fisso e questi signori hanno dei contratti firmati e continueranno a pagare l'energia elettrica a un prezzo più alto rispetto a quello in cui si trovano oggi. Consiglio per i risparmiatori e le famiglie: qualsiasi contratto voi vogliate fare di investimento, verificate le condizioni di uscita, perché anche nel bene, se non perdete del denaro, ma si verificano delle condizioni per voi positive, le potete rivalutare. Non so se l'anno scorso avete firmato un contratto dove potete avere dei guadagni l'1,50%, adesso già questi guadagni potrebbero aumentare perché l'inflazione comunque si è assestata su un valore medio oltre il doppio rispetto a quelli dell'anno precedente. Le grandi compagnie assicurative sono anche un riferimento obbligato per le fideiussioni nel mercato delle costruzioni, un mercato che ha avuto un'espansione straordinaria nel 2022 più 14%, legata al super bonus. Adesso che cosa succederà? Adesso abbiamo lavorato tanto noi come assicuratori nel mercato delle fideiussioni. Noi ovviamente speriamo che si continui a lavorare sul mercato delle costruzioni, che sappiamo è un settore trainante per l'economia di tutti i paesi perché genera un indotto importantissimo. Io penso che il mercato continuerà a lavorare sulla parte, diciamo, delle costruzioni, perché comunque il governo ha rinnovato le stesse condizioni, non siamo più al 110, ma ha stretto un pochino le maglie, ma penso che il trend sarà sempre positivo. Mercato immobiliare, qual è il consiglio? Tasso fisso o variabile? Allora, io sono sempre una persona piuttosto cauta e consiglio il fisso. Se andiamo a parlare con delle persone esperte dell'andamento dei tassi, anch'io per il lavoro che ho fatto tanti anni in precedenza, sul lunghissimo periodo possiamo lavorare sul variabile, ma io lo sconsiglio in ogni caso perché per poter risparmiare su 20 anni, 25 anni si devono affrontare all'interno di un nucleo familiare o comunque di persone che sono soggette a dover far fronte ai propri impegni a delle situazioni che possono essere difficili da gestire, nel senso
un tasso normalizzato sui 25 anni può essere più conveniente rispetto a un tasso fisso, ma il tasso fisso ti dà la serenità di avere una stabile spesa definita mensilmente e quindi evita determinati stress dovuti all'andamento dei tassi negativi. Concludiamo parlando del mondo assicurativo. C'è grande concorrenza, tante compagnie low cost. Fino a che punto può essere un rischio? Allora, io vedo, perché parlo comunque ovviamente con tante compagnie di assicurazioni, devo dire che anche i distributori continuano a fidarsi ai consulenti sul campo, perché comunque un contratto di assicurativo va compreso, tante condizioni devono essere spiegate adeguatamente ai clienti e se si fa sempre riferimento alla regola d'oro si capisce cosa voglio dire. Si acquista ciò che si paga. Se una cosa costa poco vuol dire che si sta comprando di meno. E il problema è che molti clienti non lo capiscono. Devo dire che andando a vedere l'andamento delle vendite fra chi intermedia online o chi intermedia col consulente, anche le aziende che intermediano online cercano sempre di più di affidarsi a un consulente che ha a che fare con il consumatore finale e sia in grado di spiegare adeguatamente il contratto e eventuali risparmi o costi aggiuntivi che un cliente poi è libero di scegliere o meno di pagare. Per superare questo 2023 che si annuncia difficile, basterà la resilienza? Io penso di sì, nel senso che noi italiani siamo dei bravi risparmiatori, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e non lanciamoci verso persone veramente che promettono i facili guadagni, perché non esistono facili guadagni. Facili guadagni, grandi preoccupazioni. Io preferisco sempre consigliare meno preoccupazioni, stabilità ed essere concentrati nel proprio lavoro a cui fa riferimento la famiglia che desidera risparmiare. Tutti coloro che sono beneficiari della G7 e altri cartelloni tematici, insomma, sono tanti. Detto francamente, come lo scorso anno si parte dalla primavera per raggiungere la fine di novembre con un calendario di eventi che vanno dalla promozione storico-culturale come archeologica e TEM confermatissimi dopo il successo al debutto nel 2022. Ci sarà spazio per Mice, dedicato alla promozione della congressualità, con l'incontro tra domanda e offerta delle strutture ricettive regionali specializzate. Per lo sport confermati tutti gli eventi di carattere internazionale con spazio a tutte le discipline agonistiche. In calendario diversi eventi di cultura e spettacolo. Anche quest'anno sarà confermato l'impegno economico regionale per tutti coloro che hanno partecipato ai bandi dell'assessorato del turismo. Gianni Chessa, che era sparito dai radar della comunicazione del 29 novembre, giorno della sua conferma nell'esecutivo Solinas, è ritornato in campo con il solito entusiasmo, forte dei numeri di un 2022 del record, per lo sbarco nell'isola di 14.400.000 turisti, dati certificati dagli scali aerei e marittimi regionali. Assessore Chessa, ieri avete presentato il programma per il 2023 che ricalca per cifre e per impegno quello che ha portato a un record nella stagione turistica. sì, abbiamo presentato soprattutto anche ciò che è stato fatto nel 2022, perché questo è un proseguo degli investimenti del 2022 che è un anno da record per il 23 e il 24, sono numeri importanti. Basti pensare che solo sulla G7 stiamo parlando di 60 milioni circa in 3 anni, sono 20 milioni per il 2022 messo nel piano triennale con bandi triennali, quindi saremo una Sardegna ricca di eventi nel 2023-2024, 208 eventi trasportivi, culturali, identitari, folcloristici, mais, esperienziale, quindi come vedete c'è tanto, qui una Sardegna ricca di eventi, ma avete visto anche dai TG, dai quotidiani in generale, quanti eventi fuori stagione, cosa che non avveniva prima. Ecco, questo è frutto di una scelta politica che ho voluto fare, è una scelta di investimento.
Ci sarà la conferma dei grandi appuntamenti con Archeologica, TEM, MICE? Assolutamente sì. Queste sono programmazioni anche fuori da questa programmazione, proprio di fatto, e da questi investimenti. Adesso con la finanziaria, che se tutto va bene entro il mese dovrebbe essere approvata, faremo gli investimenti del 2023. Queste sono tutte risorse che abbiamo impegnato in modo triennale con dei bandi. Altre sono le risorse dove faremo il turismo esperienziale al Bastione e l'Expo dell'Archeologia, il MAES e tante altre cose. Insomma, quelle sono in aggiunta e ci saranno tante sorprese a febbraio. Quindi voi avete messo le basi fino al 2024, quindi chi sarà dopo di voi, o se sarete confermati dopo le prossime elezioni, è un programma già allestito? Assolutamente, per il bene della Sardegna e per l'economia dei sardi. Gli eventi in generale sulla legge 7 sono 60 milioni di eventi in 3 anni, non sono pochi, 20 milioni all'anno non l'ha fatto mai nessuno, ma sono tanti numeri che sentirete che nessuno ha mai fatto. Basti pensare anche per gli artigiani, in questo triennio sono stati messi, compreso il 2023, 71 milioni di euro col 40% a fondo perduto a favore degli artigiani. La Giunta Piglio, con tutto rispetto, in 3 anni ha messo 5 milioni di euro e non c'è il 40% a fondo perduto. Per il commercio ce ne sono altri 30 milioni, sono 29, compreso ovviamente da dare, da assegnare col 2023. Sono numeri importanti a favore delle associazioni di categoria, così sono tanti altri numeri che possiamo dire e raccontare. Insomma, tanti sono gli investimenti, ma se abbiamo fatto una stagione record, una Sardegna record, lo si deve grazie all'impegno di tanti operatori turistici, tanti operatori che lavorano in Sardegna, e tanti sono stati anche gli investimenti da parte della politica, come mai non si sono visti. Le scelte ovviamente sono sempre scelte politiche, discutibili, ma per il momento sono scelte azzeccate che stanno dando veramente quel profitto che si chiama indotto a favore di tutti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Nel fine settimana si è concluso il tour di festeggiamenti per i primi 30 anni del fenomeno Turriga nel mondo. Il celebre rosso, ottenuto da un mix di uve Cannonau, Carignano, Bovale Sardo e Malvasia Nera, nato da un'intuizione dell'enologo piemontese Giacomo Takis, dopo gli eventi organizzati a New York, Zurigo e Venezia, è stato festeggiato nella sede delle cantine Argiolas a Serdiana. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Telesardegna. Questa sera vi portiamo di nuovo nei nostri percorsi vitivinicoli, lo facciamo qui da Serdiana, cantina Argiolas, per una verticale di Turriga che vedrà protagonisti tanti personaggi che si affacciano al mondo vitivinicolo sardo, ma soprattutto abbiamo il piacere di avere sulle nostre telecamere Paolo Lauciani, Fondazione Italiana Sommelier Nazionale, docente. I suoi sono percorsi internazionali e oggi è qui a Serdiana per dimostrarci e per farci vedere cosa? Per dimostrare, penso che il Turriga abbia già dimostrato tutto quello che c'era da dimostrare, per sottolineare e celebrare una eccellenza, che non è soltanto un'eccellenza di quest'isola meravigliosa, ma è un'eccellenza dell'enologia italiana e mondiale. Una verticale che ha anche come obiettivo 6 annate in degustazione, ma il ricavato di questo evento andrà alla Caritas sarda, che insomma è sempre attenta a quelli che sono i problemi sociali. Ma le chiedo anche dal suo osservatorio nazionale e internazionale, la socialità come si abbina al vino, non solo con le degustazioni ma anche con la conoscenza. Il vino è un patrimonio culturale, il vino è essenzialmente cultura ed è una cultura che nasce dall'uomo che interpreta nella maniera migliore possibile il territorio. Quindi il vino è un fatto schiettamente umano, la socialità del vino è alla base del suo consumo, del suo apprezzarlo. Quindi quando il vino, oltre a essere buono, fa del bene, siamo di fronte veramente alla quadratura del cerchio. Lauciani, è fondamentale la cultura, sono fondamentali i racconti, i territori, ma soprattutto i prodotti. Allora le chiedo, non posso farne a meno, alcune settimane fa è tornata in auge la Comunità Europea, l'Irlanda, con questa certificazione, il vino, quindi gli alcolici come le sigarette. Vorrei un suo pensiero in merito a questo. Il mio pensiero è che non possiamo confondere l'uso con l'abuso, perché altrimenti anche qualsiasi altro tipo di cibo può far male, perché è chiaro che se mi mangio 2 kg di spaghetti al giorno non credo che la mia salute se ne possa giovare. Quindi certamente occorre richiamare a un consumo consapevole, ma la cultura e il nostro modo di comunicare il vino è alla base di un consumo consapevole. Noi diciamo che chi conosce il vino di qualità sa quando fermarsi e quindi penso che la comunicazione sia essenziale, ma non una comunicazione, consentitemi, becera, semplicemente con uno slogan come se parlassimo di veleno. Nel ringraziarla, nell'andare a conoscere gli altri protagonisti di questa serata qui da Argiolas, le chiedo, la FIS, se un giovane vuole affacciarsi a questo mondo, so che voi fate un sacco di iniziative, un sacco di mailing, soprattutto da un punto di vista anche social, siete sul pezzo, come si suol dire? Beh, ci proviamo, cerchiamo di essere al passo con i tempi. Frequentare un corso per sommelier non è soltanto imparare a conoscere il vino, è proprio imparare a conoscere un approccio attento, scrupoloso e culturale al mondo dell'enogastronomia. E siccome l'enogastronomia per noi italiani è il nostro petrolio, è un volano straordinario anche per l'economia, questo si traduce anche in prospettive interessanti di lavoro oltre che di passione. Siamo con Valentina Argiolas, la padrona di casa. Valentina, ben trovata a Panorama Sardo, il primo evento del 2023. Il primo evento, ma prima mi stavo un po' confondendo, siamo quasi a metà perché è un percorso che è iniziato a settembre con gli Stati Uniti per 2 tappe. Veramente è iniziato a maggio, dimenticavo Milano per la presentazione in anteprima, poi siamo stati 2 a New York e Seattle, siamo stati a Zurigo, adesso finalmente torniamo a casa.
a metà strada, perché poi partiamo verso l'Oriente, andremo a Seoul, a Hong Kong, a Singapore, a Tokyo e Osaka. Quindi questo viaggio, ecco, del Turriga si concluderà in Giappone a maggio di quest'anno. C'è un compleanno che poi è diventato un tour internazionale e oggi lo stesso ci sarà questa verticale di 6 annate con dei protagonisti eccezionali. Sì, dobbiamo ringraziare il nostro caro amico appassionato Bruno Sadi, che ha voluto donare una parte delle bottiglie e una parte sono state offerte dalla cantina. Infatti tutto il ricavato di questa serata andrà in beneficenza alla Caritas di Cagliari, quindi anche grazie particolari a Bruno per aver permesso a tutti e 35 voi che sarete presenti di fare questa bella degustazione. I progetti per quest'anno 2023, che si prospetta un anno intenso da un punto di vista non solo di impegni e di appuntamenti ma anche di tutela, come tu ben sai. Beh sì, noi iniziamo con l'Asia finalmente, quindi i primi 6 mesi soprattutto dell'anno sono pianificati da marzo in poi sino a giugno per un lavoro molto intenso sull'Asia, con le riaperture delle fiere, con i viaggi, quindi per noi è un mercato emergente da una parte e molto importante in crescita dall'altra, quindi insomma speriamo che si possa tornare a viaggiare non tanto quanto prima, però con gli stessi risultati di prima. E dopo Paolo Lauciani, esponente della FIS nazionale, ci ha raggiunto un amico di Panorama Sardo, Mariano Murru. Buonasera Mariano. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata, da questa verticale Turriga di 6 annate? Ma sarà sicuramente una bellissima serata, festeggiamo i 30 anni del Turriga, assaggiando 6 annate diverse, quindi facendo un percorso lungo gli anni di tutto quello che è stato, insomma, la vita di questo vino, e quindi nelle diverse annate, le caratteristiche particolari di ogni annata, come si è lavorato e quali sono soprattutto le caratteristiche organolettiche. Anche per me personalmente è un momento emozionante, perché io festeggio quest'anno il 31esimo anno, finisce qui il tour dei 30 anni del Turriga nel mondo. Abbiamo toccato diverse tappe: Seattle, New York, Zurigo, Venezia, dove con la penultima sono stato io a Venezia, dove tra l'altro ho ricevuto un bellissimo omaggio di un calice realizzato da un artigiano importantissimo di Murano, che mi ha veramente riempito il cuore di gioia e ha dimostrato anche quanta attenzione c'è nei confronti di questo vino, che porta bandiera della nostra azienda, dell'azienda Argiolas, ma direi della Sardegna e dell'Italia intera nel mondo. Quindi ormai è diventato un vino icona, richiestissimo, apprezzatissimo in diversi angoli del mondo. Vendiamo ormai in oltre 55 paesi. Ed è sempre una soddisfazione quando arrivano i complimenti, ecco, da regioni che non penseresti, ecco, dall'altra parte del mondo, dove assaggiando questo vino in qualche modo sentono i profumi, i sapori, gli odori della Sardegna, e quindi in qualche modo portiamo la nostra terra in giro per il mondo. Questa è anche un po' la missione dell'enologo, non solo sardo, visto che lei si occupa anche del nazionale, ma è proprio quella di veicolare i territori. Assolutamente sì, il vino è cultura, prima di tutto. Il vino porta dietro di sé non solo la piacevolezza di bere un bicchiere di vino, ma porta con sé tutto il lavoro realizzato dagli uomini in quel territorio specifico, ma porta con sé anche i profumi, gli odori, i sapori, le tradizioni che il territorio che ha prodotto questo vino porta con sé o può offrire. Quindi è un veicolo sicuramente della nostra bellissima Italia, e per fortuna il vino è veramente un elemento che unisce l'Italia intera, perché non c'è nessun piccolo paese in lungo e in largo dove non si produca vino, dove non si coltivi un vitigno diverso e particolare, per cui dietro ogni bottiglia c'è una storia. Ecco perché non si beve il vino, ma si degusta il vino, cioè assaggiandolo un appassionato vuole sentire, ecco, vuole sapere, vuole capire chi è il produttore, da dove arriva, qual è il territorio, che tipo di terreno, quale clima, come mai in quell'annata particolare ci sono quei sentori. Quindi è un mondo affascinante, che fa parte della nostra tradizione, della nostra storia, non può essere assolutamente
paragonato ad altre bevande, è un elemento imprescindibile della nostra storia e della nostra cultura. Reduce da un incontro a Napoli di tutti quelli che sono i comparti che in questo momento stanno discutendo appunto delle nuove normative che dovrebbero partire dalla Comunità Europea. L'etichetta, quella per la salute. Cosa è emerso da questa convention? Ma noi come Asenologi, io sono consigliere nazionale di Asenologi oltre che presidente della Regione Sardegna, abbiamo organizzato questo convegno già diversi mesi fa al seguito delle comunicazioni dell'OMS, cioè sulla pericolosità o unificazione della pericolosità del vino a quella dei superalcolici e tutte le possibili varianti che si potrebbero avere nelle indicazioni e nelle etichette. E cosa è emerso? Abbiamo voluto fare questo incontro chiamando i maggiori specialisti a livello internazionale per fare chiarezza assoluta scientificamente sul fatto che il consumo moderato e intelligente del vino non faccia male alla salute, anzi il contrario. E questo è stato dimostrato da tanti esperti che sono intervenuti, cardiologi, oncologi, specialisti dei vari settori anche dell'alimentazione, che hanno appunto detto che invece un consumo moderato si intende massimo 30 grammi al giorno di alcol, l'equivalente medio di 3 bicchieri al giorno 2-3 bicchieri al giorno di vino, fanno bene alla salute, fanno bene sia per l'attività cardiovascolare, quindi la prevenzione degli infarti, fanno bene nei casi limitano la demenza senile, l'Alzheimer, hanno dei composti all'interno antivirali che quindi sono sempre di grande aiuto, lo sono sempre stati, non l'abbiamo scoperto oggi, il primo fu Pasteur a dirci che il vino era sicuramente la bevanda più sana in assoluto. Quindi è emerso questo aspetto importante, cioè che non è vero che fa male a prescindere e quindi non bisogna fare tutto in erba un fascio. Ovviamente se si esagera con il consumo degli alcolici, compreso il vino, si potrebbe avere dei danni come è stato dimostrato, ma altrettanto è stato dimostrato che nel caso degli astemi, quindi il non consumo del vino, porta a una maggiore probabilità di incidenza cardiovascolare, per esempio. Quindi questo è un dato assolutamente importante. In più si è scoperto per esempio che può avere parte attiva anche nel caso del diabete di tipo 2, cioè un bicchiere di vino a pasto aiuta anche a limitare l'incidenza del diabete di tipo 2. Quindi sono tutta una serie di elementi che sicuramente sono positivi e ci confortano dal punto di vista scientifico sul fatto che il vino faccia bene. Che facesse bene lo sapevamo già, sono citato fin dalla Bibbia, per poi seguire tutti i poeti, scrittori che sono succeduti nell'arco dei secoli, che tutti conosciamo, abbiamo sentito parlare, ecco. Ma ecco, poterlo dire scientificamente è una cosa importantissima, quindi se ne parlerà tanto. Noi come Asenologi continueremo a rimarcare questo aspetto importantissimo assieme a tutta la filiera, in modo tale che anche la parte politica, ma che è già intervenuta anche ieri tramite il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Agricoltura, in maniera ferma sul fatto che è importante prevenire, quindi educare al consumo del vino o degli alcolici. Il punto importante è questo, non reprimere, perché il proibizionismo c'è già stato tanti anni fa e sappiamo come è andato a finire, non ha avuto nessun tipo di risultato. Quindi siamo convinti che il fatto di indicare in etichetta delle frasi che fanno paura solo al pensarle non porterà sicuramente a nessun beneficio, mentre una buona educazione al buon bere è un esempio. Noi non abbiamo di che imparare, è stato detto anche questo, che c'è una differenza enorme tra i paesi nordici e i paesi del sud del Mediterraneo, cioè produttori di vino, dove siamo sia produttori che consumatori e abituati a consumare il vino in maniera intelligente, cioè in abbinamento al cibo, durante i pasti,
farne un uso graduale ma con piccole quantità, e non, come succede per esempio nei paesi del nord Europa, un consumo concentrato nel fine settimana o con quantità enormi che non possono che far male alla salute. Quindi moderare, questo è il punto cruciale, fare un uso moderato e intelligente. Il vino si gusta e si degusta, non si beve. Prima di concludere parlando del mondo finanziario, siamo con il professor Giacomo Cao, che è presidente del distretto aerospaziale, amministratore unico del CRS4, ma oggi ci soffermiamo nella nostra chiacchierata, così come facciamo tutti gli anni in gennaio, per fare un bilancio di quello che è stato il lavoro del distretto lo scorso anno e quali sono i programmi di quest'anno, programmi che io ritengo fortemente influenzati da quanto sta accadendo nell'est d'Europa. Sicuramente, intanto grazie ancora per questa ospitata, ma intanto mi piace sottolineare che quest'anno festeggiamo i primi 10 anni di vita del distretto. Mi permetto di annunciare che il 16 di ottobre ci sarà un evento dedicato al decennale del distretto che abbiamo iniziato a organizzare e lo faremo, spero, nel migliore dei modi. Quanto, venendo al punto più specificatamente, ma io credo che si possa incominciare a fare un bilancio di un'attività che ci ha portato appunto avanti per una decina d'anni e che ha portato, io credo, alla nostra terra, alla Sardegna, tutta una serie di novità importanti in questo settore. Ricordo per esempio, come se fosse ieri, insomma, l'inaugurazione del radiotelescopio, che ovviamente è un caposaldo delle infrastrutture presenti in Sardegna nel settore aerospaziale, e lo stesso anno la nascita del distretto appunto aerospaziale della Sardegna, che ha, io credo, tra le tante cose che ha fatto, contribuito in modo significativo a mettere a sistema altre infrastrutture oltre al radiotelescopio. Certamente le infrastrutture aeroportuali, siamo in attesa della riapertura, mi dicono a brevissimo, di Tortolì e forse un po' più in là ancora di Fenosu, ma certamente con, diciamo, la messa in rete anche dell'aviosuperficie di Aliquirra, prospiciente al poligono interforze Salto di Quirra, e a tutte le infrastrutture militari presenti nell'isola abbiamo, io credo, messo a sistema, ripeto, delle infrastrutture uniche nel panorama nazionale, che consentono al distretto e a tutta la Sardegna di presentarsi come il soggetto, probabilmente l'unico in Italia, capace di gestire lo sviluppo del mondo dei droni di qualunque tipo e dimensione. Io questo credo sia un risultato molto importante. Naturalmente non è l'unico. Mi viene facilmente da citare il fatto che in questo scenario di gioco di squadra che abbiamo messo in campo in Sardegna siamo riusciti ad attrarre un importante investimento da parte di uno dei nostri soci, la società Avio, la società che lancia i satelliti, porta i satelliti in orbita, che non solo all'interno del poligono interforze, in quel di Capo San Lorenzo, ha messo a punto una piattaforma di test di motori a propellente solido, ma più recentemente ha messo a punto una piattaforma di test per motori a propellente liquido, questo a Perdas de Vogu, all'interno del poligono. Beh, io credo che, insomma, una dimostrazione maggiore di possibilità di utilizzare queste realtà militari presenti in Sardegna anche a scopi civili, credo che sia questa attività che il distretto, ovviamente insieme ai soci, insieme alla stessa autorità militare, ha portato avanti, io credo con successi non irrilevanti. Nell'ultima chiacchierata che riguardava il distretto aerospaziale della Sardegna abbiamo parlato del progetto Marte. Come sta andando?
Allora, il progetto a Marte prosegue direi bene. Io credo di poter dire che nel giro di qualche settimana dovremmo poter sottoscrivere un ulteriore atto d'obbligo con il Ministero della Ricerca Scientifica che potrebbe dare, uso sempre il condizionale perché sono scaramantico naturalmente, però dicevo ormai le carte sono ovviamente sul tavolo e potrebbe, dicevo, dare questo progetto uso un termine aerospaziale, un booster di crescita naturalmente alle attività nel settore. Io credo che questo progetto che andremo a presentare appena sarà possibile anche al nuovo governo possa essere davvero un fiore all'occhiello per tutto il Paese. Ovviamente il 2029 ci sta un po' stretto ormai, quindi dovremo traguardarci al 2031. Però ecco, credo anche che se avremo, come io spero e mi auguro, l'appoggio del nuovo governo in questa direzione, nazionale, governo nazionale naturalmente, senza escludere naturalmente quello regionale che sono certo farà la sua parte, dicevo, avremmo la possibilità di mettere sul tavolo un percorso, uno scenario di grandissima crescita per tutta la nazione e naturalmente la Sardegna giocherà un ruolo rilevantissimo su questo tema e ci auguriamo davvero che tutto vada in porto per bene. Comunque c'è l'orgoglio di portare avanti un percorso verso il pianeta rosso che vede la Sardegna, l'Italia a capofila a livello europeo. Sicuramente, questo è un progetto tutto italiano, l'ho detto in tante altre circostanze, che oltre naturalmente al distretto aerospaziale e ai suoi soci coinvolge il distretto aerospaziale campano, coinvolge altre realtà in Campania, il consorzio Ali in primis, coinvolge il Politecnico di Milano, coinvolge l'Istituto Nazionale di Astrofisica, socio del distretto, Telespazio, quindi società del gruppo sostanzialmente Leonardo, e quindi si pone davvero come un tentativo di dimostrare che il nostro Paese ha le capacità per raggiungere il pianeta rosso. Ma io credo insomma di poter, se tutto andrà per il verso giusto, andare in pensione con un risultato di questo tipo, insomma andrei in pensione felice. Ci avviamo alla conclusione. Il cronista incalza su un tema meraviglioso che è quello del sogno del viaggio supersonico, i cui colladi potrebbero anche accadere negli aeroporti citati prima, Fenosu, Tortolì. Viaggio supersonico che ci dovrebbe consentire di arrivare dalla Sardegna a Sydney in 3 ore e mezzo, 4 ore. Sì, il viaggio supersonico, i voli supersonici sono sicuramente una delle frontiere a cui ci si sta approcciando. Non sono in grado in questo momento di dare dei tempi che possano, diciamo, consentire il raggiungimento dell'obiettivo citato, quindi collegamento Roma-New York in qualche ora, diciamo così, però dico che queste tecnologie in questo momento vengono utilizzate già per esempio per aviolanciare satelliti, si stanno sperimentando perlomeno, quindi se non siamo ancora arrivati, e ripeto non so ancora in quanto tempo ci arriveremo, all'obiettivo civile di trasporto passeggeri, secondo me non solo, ci sono tutta una serie di attività molto rilevanti che vanno esattamente in quella direzione. Un'ultimissima curiosità, prima New York in 2 ore o su Marte? È una bella domanda che mi mette in difficoltà, diciamo per scaramanzia prima New York in 2 ore. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E siamo anche questa settimana in chiusura di trasmissione e continuiamo il nostro viaggio nel mondo della finanza e del credito dopo aver avuto nelle precedenti settimane Confidi Sardegna, il consorzio di garanzia Fidi di Confindustria, Garanzia Etica, il consorzio di garanzia della piccola e media impresa. Oggi siamo negli uffici della Cofimer, che è il primo consorzio di garanzia Fidi del terzo settore ed in particolare del commercio, con il presidente Maria Grazia Dessì. Abbiamo un 2023 che rischia di cancellare tutta la positività del 2022. Abbiamo avuto un 2022 che sicuramente nella prima parte dell'anno e anche fino a agosto-settembre aveva degli indicatori positivi. Se andiamo a vedere i dati di Banca d'Italia relativi al primo semestre del 2022, vediamo una economia in crescita, un'occupazione, esatto, un'occupazione in crescita, ma in crescita fra l'altro nella parte dell'occupazione a tempo indeterminato. E chiaramente tutto questo porta anche maggiori disponibilità economiche per le famiglie, quindi che si traduce sicuramente in maggiori consumi e dunque tutto quanto a beneficio del territorio e dell'economia del territorio. Io non lo so però esattamente il dato poi consuntivo del 2022, perché non dimentichiamo che è proprio nella seconda parte dell'anno, nel secondo trimestre dell'anno, che le imprese, io lo vedo dal lato dei finanziamenti, le imprese si sono viste aumentare il costo dei finanziamenti, prestiti piuttosto che fidi a breve termine a tasso variabile, che hanno scontato a fine anno l'aumento dei tassi. Negli ultimi 6 mesi?
Anche da agosto a gennaio. Anche di qualche punto, cioè ci sono prestiti a medio e lungo termine che sono passati, faccio un esempio, dal 3,50% che hanno raggiunto anche il 6%. Quasi raddoppiati. Sì. E questo comporta che nel mondo dell'impresa non si può andare avanti senza i finanziamenti. Per quel che riguarda le famiglie si stanno per fermare alcuni mercati che andavano fortissimo, come quello immobiliare. Secondo me stanno iniziando già a sorgere i problemi, cioè le famiglie che a settembre hanno avuto una fattibilità di concessione di mutui ipotecari per l'acquisto della casa, che sono diciamo, basati su determinate condizioni economiche che facevano sì che il reddito di quella famiglia potesse sostenere la rata, quella rata, a fine anno con l'aumento dei tassi molte famiglie si trovano nella condizione di non essere più, di non avere più un reddito sufficiente a sostenere la nuova rata e quindi l'istituto di credito alcune volte torna indietro sui suoi passi, quindi quella fattibilità non si traduce in una effettiva diciamo, erogazione del credito o comunque stipula del contratto finale ed è chiaro che quindi l'acquisto dell'immobile salta e purtroppo l'aumento dei tassi cioè io lo vedo ancora un po' al rialzo per il 2023, così come l'inflazione. L'inflazione che ha portato all'aumento chiaramente di tutti i costi. La più alta dal 1985. Esatto. Ed è previsto un aumento anche per il 2023, poi le previsioni parlano di una forte diminuzione per il 2024, però ancora il 2023, cioè nel 2023 dobbiamo comunque scontare ancora queste situazioni, questi rincari che appunto si traducono poi in tutta quella che è l'economia. Poi è vero che i dati ci dicono anche che le famiglie hanno però dei buoni risparmi, perché il 2022 ha visto un aumento dei risparmi nelle famiglie che chiaramente si possono tradurre anche in una maggiore capacità di spesa, soprattutto appunto in questi periodi di aumento dei costi, perché chiaramente ci sono delle spese che le famiglie non possono non sostenere. Scenari economici in Sardegna. Noi abbiamo visto c'è stata una crescita complessiva del 4%, però ci sono stati due mercati che hanno trainato il tutto, più 14% il mercato delle costruzioni, più 9% il turismo. Entrambi questi settori adesso dovrebbero avere una fase di difficoltà. Il primo perché il bonus non sarà più 110%, il secondo perché abbiamo un forte problema di collegamenti. Però io aggiungo un'altra cosa, il primo perché non c'è più, quindi è calato il bonus, ma secondo me c'è anche un altro problema, e cioè le imprese che operano nel settore dell'edilizia, molte di queste imprese si trovano nel portafoglio dei crediti che spesso non si sono tramutati in liquidità. E allora queste imprese, cioè io ho già delle informazioni che mi dicono che ci sono imprese del settore dell'edilizia che stanno già pensando di procedere ai licenziamenti, perché, ribadisco, se questi crediti non si tramutano in liquidità è chiaro che non possono andare avanti e d'altra parte la crescita del 2022 nel settore dell'edilizia è una crescita che è stata dettata dal lavoro verso i privati, mentre non dimentichiamoci che nel 2021 la crescita del settore era stata trainata dall'edilizia pubblica. Quindi
Non lo so come poi andranno nel 2023. Sicuramente ci saranno delle difficoltà, ma non solo legate agli incentivi, ma anche appunto legate, come dicevo, al fatto che questi crediti legati agli incentivi non si sono in molti casi tramutati in liquidità per queste imprese. Il settore del turismo, poi, che è il settore di fatto trainante per la nostra regione, certo ha bisogno di continui investimenti. È un settore che ha bisogno di continui investimenti e che ha bisogno di investimenti e di aiuti proprio nei trasporti, cioè la famosa continuità territoriale è un problema che deve essere affrontato, ma deve essere affrontato in maniera, diciamo, non dico seria, perché è chiaro che si sono fatti dei passi, si sono fatti dei tentativi, però probabilmente la Regione dovrebbe guardare un po' di più quelli che sono i numeri che ha a disposizione per definire poi le politiche da portare sul territorio proprio legate al mondo dei trasporti. Non possiamo avere una situazione incerta per una buona parte dell'anno e quindi essere legati a contratti che in qualche modo e per qualche maniera, oltre ad essere dei contratti a breve termine, sono anche legati agli umori poi delle compagnie aeree. Probabilmente la Regione dovrebbe essere sicuramente più incisiva in queste politiche. Stanno per partire i titoli di coda. Conclusioni. Il consiglio per l'operatore economico sardo per questo 2023 è ancora una volta essere resilienti, cercare di resistere a questo momento di difficoltà, prima la pandemia, poi la guerra nell'est d'Europa, adesso una inflazione preoccupante e soprattutto una Lagarde che ci diceva la scorsa settimana Maurizio De Pascale sta combinando molti guai per quel che riguarda i costi della moneta. Certo, sicuramente le imprese devono continuare a resistere, devono in qualche modo capitalizzare quello che di buono c'è stato comunque nel 2022, comunque ripeto, fino ad agosto e settembre la maggior parte delle imprese hanno dichiarato che chiuderanno l'anno con un utile. Quindi sicuramente le imprese dovranno resistere ancora, capitalizzare quello che di buono c'è stato e comunque nella previsione, per quanto riguarda la nostra isola, di una stagione turistica che mi auguro, così come comunque sembrerebbe, continuerà a portare delle buone soddisfazioni, anche perché legata a flussi sempre di più che arriveranno dall'estero. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.